E allora Maria Grazia Cucinotto per un breve saluto, grazie, un applauso. Grazie, buongiorno a tutti. Io non sono venuta a fare solo un saluto alla mia Sicilia, alla mia gente, alla mia terra. Sono appena rientrata dalla Cina, dove ho firmato il primo contratto di coproduzione tra la Cina e la Sicilia, che porterà la Sicilia in Cina come terra dell'amore, perché è questo che è l'immagine che merita. C'è un microfono che più che si sente meglio, perché tutti quanti urlano, non bisogna urlare davanti a un microfono, è la prima cosa che ti dicono nel nostro lavoro. Comunque, ed era una notizia bella che volevo condividere con voi, perché comunque il cinema può dare una grande mano a cambiare l'immagine che per tanti anni è stata un'immagine di criminalità, perché tutti i film dipingono la Sicilia come una terra di mafia, di guerra. Invece la Sicilia è una terra meravigliosa che tutti ci invidiano, e forse questa invidia porta a nasconderla, a farci vestire di un vestito che non meritiamo. Con questo contratto io spero di riuscire a portare la Sicilia a essere vista veramente per quello che è, una terra meravigliosa che ti offre tutto, è veramente il paradiso del mondo. Io dico sempre che quando ero ragazzina sono andata via perché mi sembrava che al di là dello stretto ci fosse il paradiso. Poi sono andata in giro, ho girato tutto il mondo e mi sono resa conto che il paradiso l'avevo lasciato qui, da dove ero partita, e sono ritornata portando qui quello che so fare, l'unica cosa che so fare, il cinema, perché il cinema può riuscire veramente a cambiare la realtà di tanti, può riuscire a cambiare l'immagine e dare la vera immagine alla Sicilia che merita, quella di un paradiso del mondo, e tutti ci dobbiamo sforzare a parlarne bene, perché veramente la Sicilia è fatta di siciliani che ovunque vadano nel mondo lasciano il segno, perché hanno una cosa che non ha nessuno, il cuore. Grazie. Grazie tante alla Cucinotta, grazie.